Il fatto positivo della giornata di oggi è quello che si continua una esperienza di qualche anno nel rapporto tra territori. Le divisioni di natura amministrativa non devono diciamo così, incidere sul territorio o sulle divisioni di natura geografica che non ci sono. Quello che è l'elemento importante per il 2010 è che si vanno ad rafforzare le azioni diciamo così, di natura economica rispetto a quelle infrastrutturali, e credo che questo sia il frutto anche della necessità di questo momento. Quello che mi preme sottolineare è soprattutto il fatto di mettere degli incentivi perché possano rimanere nei piccoli comuni di montagna dei servizi e anche dei piccoli servizi di commercio. Ormai su questi piccoli paesi, su questi piccoli comuni, le attività economiche non sono più sostenute dal territorio. Bisogna che noi facciamo sì che alcuni interventi di razionalizzazione, di pluriservizio mantengano un punto di riferimento, altrimenti avremo le aree a rischio spopolamento, ma soprattutto avremo un elemento di negatività sulle popolazioni più deboli, come possono essere gli anziani che non si possono muovere. È in linea anche questo con alcune politiche della programmazione nostra sul commercio e quindi è uno degli elementi sul quale credo ci saranno delle positive anche richieste.